Allora, negli anni dal 1942 al 1944 la Sardegna venne a trovarsi in uno stato di totale isolamento. Questo determinò, oltre al collasso dell'economia, anche una stasi della vita politica, sulla quale aveva già pesato il ventennio fascista. Quindi il dato più significativo della situazione subito dopo l'8 settembre fu quello della totale assenza di componenti organizzate, ed è proprio alla creazione di un tessuto politico diversificato che si rivolse la gran parte dell'attività degli organismi istituzionali e non che operarono in quel periodo in Sardegna. C'è da ricordare che la scelta dell'Alto Commissario, per quello che risulta, fu fatta previa consultazione informale di uomini politici sardi e inizialmente la proposta di nomina riguardava l'onorevole Mastino, a condizione che lo stesso si dimettesse dal Partito Sardo d'Azione. L'avvocato Mastino non accettò e quindi si provvide alla nomina del generale Pinna, in quanto uomo non sgradito agli alleati, vicino al generale Badoglio e sul quale convergevano anche i consensi delle forze politiche sarde. Un ruolo fondamentale nella ricostruzione del tessuto politico della Sardegna in quel periodo fu svolto dai comitati di concentrazione, che poi divennero comitati di liberazione nazionale a livello provinciale. È singolare osservare e rendersi conto di come questi comitati di liberazione furono in tutte le maniere incoraggiati e talvolta anche creati dagli stessi prefetti, cioè c'era un interesse a che il dibattito politico in Sardegna riprendesse e c'era interesse a poterlo in qualche maniera controllare, gestire e forse anche indirizzare. Quindi in questo periodo diciamo, il concetto di autonomia quindi divenne un valore che non si esauriva più in termini diciamo verticali, cioè dentro i confini di quello che era il Partito Sardo d'Azione, ma diveniva patrimonio comune di tutte le forze politiche, perché tutte le forze politiche che componevano pariteticamente la consulta regionale erano chiamate ad occuparsi dell'autonomia, in quanto la consulta regionale aveva proprio fra gli altri compiti istituzionali quello di elaborare proposte per il futuro ordinamento regionale della Sardegna. La consulta regionale era composta in maniera paritetica, così come anche i comitati di liberazione nazionale, e quindi in essa erano presenti gli esponenti di quei partiti che esistevano in Sardegna o dei quali si auspicava comunque la Costituzione. Quindi nella consulta erano presenti il Partito Democristiano, il Partito Comunista, il Partito Sardo d'Azione, il Partito Socialista e il Partito Liberale. Uno dei primi atti della consulta regionale fu quello della nomina di una commissione per l'elaborazione dello statuto regionale. Questa commissione fu nominata nel 1900 il 13 aprile del 45, se non sbaglio, e comunque rimase praticamente inattiva per circa un anno. Uno dei primi atti della commissione, prima di piombare nella totale inattività, fu quello di conferire l'incarico al Partito Sardo d'Azione per la redazione di un progetto di statuto. Questo progetto di statuto avrebbe dovuto poi costituire il canovaccio sul quale sarebbe svolta la discussione, al fine di consentire poi alla Commissione stessa l'elaborazione di un proprio progetto. In realtà questo non avvenne.
Il Partito Sardo già dal gennaio del 1946 pubblicò sul solco il proprio progetto di statuto che era in gran parte dovuto al lavoro dell'avvocato Conario Pinna, che però non venne mai discusso né nella commissione né nella consulta. Le ragioni di questa mancata discussione non sono ufficialmente note. Non ci sono documenti ufficiali né discussioni verbali della consulta o la commissione non faceva verbali che spieghino il perché non avvenne questa discussione. In realtà in alcuni colloqui avuti con l'avvocato Pinna ho appreso e ho potuto vedere che il motivo per il quale il progetto non venne presentato dai sardisti fu che esso era accusato di separatismo. Cioè si disse che era un progetto non regionalista ma separatista. Oggiano e Pinna, sì. Ma questa fu l'accusa, tant'è che io ebbi modo... Queste sono le cose che io ho appreso dal... Sì, infatti l'accusa fu di separatismo, per questo motivo... Dagli altri consultori. Quindi questo mi è stato riferito, cioè cosa successe? Il Partito Sardo d'Azione non presentò mai ufficialmente il proprio progetto, per quanto fosse delegato alla stesura. I consultori chiedevano che il progetto fosse accompagnato dai documenti illustrativi. Alla fine il Partito Sardo d'Azione rifiutò anche di farlo illustrare da coloro che l'avevano scritto. E questo non si capisce, c'è un vuoto che a me fu spiegato dall'avvocato Pinna e anche dall'onorevole Soggio col quale parlai, che mi disse fummo accusati di essere separatisti, che il nostro era un progetto separatista che mai sarebbe passato, per cui ci rifiutammo di discuterne. Questa è la spiegazione. In realtà ufficialmente non si sa perché, però ufficiosamente si può capire perché il progetto sardista non fu presentato, perché in realtà tutti i consultori avevano assunto una posizione d'attesa che non era tanto per il progetto sardista, anche perché c'è da dire che c'erano state anche altre proposte non ufficiali, per esempio Castaldi della Democrazia Cristiana pubblicò sul Corriere di Sardegna del 13 aprile del 1946 un progetto di statuto che si rifaceva in gran parte allo statuto siciliano. Quindi questa posizione di attesa non era perché mancasse il materiale sul quale discutere. In realtà i consultori vivevano un regime si viveva sia a livello regionale sia anche a livello nazionale un regime di artificiosa pariteticità, quindi l'attesa era per conoscere chi avrebbe gestito gli strumenti di autonomia e quindi una volta saputo chi avrebbe gestito lo strumento di autonomia che ci si doveva dare, si poteva anche decidere quale configurazione dare allo strumento, perché lo strumento istituzionale è neutro di per sé stesso, però una volta che è riempito di contenuti e che è dato in mano per la gestione, allora può rivelarsi, come diceva il professor Del Piano, anche carico di valori in senso democratico oppure anche in senso antidemocratico. In realtà la posizione d'attesa di questa prima fase non era un'attesa per avere elementi e materiali che riguardassero le norme giuridiche e i progetti, ma era un'attesa riferita soprattutto all'uscita dallo status quo politico nel quale si viveva, tant'è che dopo le elezioni del 2 giugno, quando
finalmente la consulta fu ricostituita non sulla base della partecipazione. 46. Cosa ho detto? Sì, no, il 2 giugno, no, l'anno. 2 giugno 46. Quindi la consulta venne ricostituita non sulla base della partecipazione paritetica, ma rispecchiava esattamente quelli che erano stati i risultati delle elezioni. A questo punto i lavori preparatori del Statuto sardo ripresero l'avvio e la consulta regionale iniziò l'esame di un proprio schema di statuto. Nel frattempo era anche cambiato il clima politico, nel senso che quella paura del venir meno dell'unità statale in termini territoriali, che aveva portato ai provvedimenti di nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna, tutta una serie di provvedimenti per le altre regioni, che poi saranno regioni a statuto speciale, ormai questo timore non esisteva più. Per cui la discussione sull'autonomia poteva essere affrontata in termini concreti, e così avvenne. C'è da dire che in queste varie fasi noi assistiamo a un progressivo depotenziamento. Il primo progetto, quello del Partito Sardo d'Azione, era in realtà una sorta di patto federativo. Non si può qui per ragioni di tempo illustrare quali fossero i contenuti più pregnanti, però c'è da dire che per esempio la competenza legislativa era solo di tipo esclusivo, quindi non esisteva la tripartizione che poi invece venne fuori nel progetto della consulta fra competenza legislativa esclusiva, concorrente e integrativa. Quindi solo competenza legislativa di tipo esclusivo, c'era la massima autonomia per quanto riguarda l'assetto della struttura interna della regione, quindi veniva abolito l'ente provincia, erano previsti dei consorzi fra comuni come ente intermedio, e lo stesso testo unico comunale e provinciale del 1915 era conservato, era vigente solo in alcune norme e in attesa che il Consiglio regionale sardo legiferasse sulla materia. Quindi i contenuti erano indubbiamente abbastanza ampi, anche dal punto di vista economico. C'era, diciamo, nelle norme era riportato tutto il patrimonio di antiprotezionismo liberista che era stato tipico del Partito Sardo d'Azione. Già il progetto siciliano, cioè il progetto democristiano, che si rifaceva in gran parte al progetto, cioè allo statuto siciliano, non prevedeva due tipi di competenza legislativa, era estremamente lacunoso per quanto riguardava l'assetto interno della regione, quindi il problema dei comuni, delle province, dell'ente intermedio comunque, e non prevedeva la competenza per quanto riguardava le circoscrizioni giudiziarie, che invece era prevista nello statuto regionale sardo. Quindi questa prima fase culminò poi con quello che fu il rifiuto da parte della consulta sarda dell'estensione dello statuto siciliano. Ci fu una levata di scudi, una ribellione, nonostante l'Ussusi fosse, che aveva il polso della situazione, che si rendeva conto che probabilmente in assemblea costituente non solo le aspirazioni di federalismo ma anche quelle di un regionalismo adeguato sarebbero risultate perdenti. Il patrimonio di antiprotezionismo liberista era stato tipico del Partito Sardo d'Azione. Già il progetto siciliano, cioè il progetto democristiano, che si rifaceva in gran parte al progetto, cioè allo statuto siciliano, non prevedeva due tipi di competenza legislativa, era estremamente lacunoso per quanto riguardava l'assetto interno della regione, quindi il problema dei comuni, delle province, delle intermedie comunque, e non prevedeva la competenza
per quanto riguardava le circoscrizioni giudiziarie, che invece era prevista nello Statuto regionale sardo. Quindi questa prima fase culminò poi con quello che fu il rifiuto da parte della Consulta sarda dell'estensione dello Statuto siciliano. Ci fu una levata di scudi, una ribellione, nonostante l'Ursusi che aveva il polso della situazione, che si rendeva conto che probabilmente in Assemblea Costituente non solo le aspirazioni di federalismo ma anche quelle di un regionalismo adeguato sarebbero risultate perdenti, si adoperò in Assemblea Costituente affinché lo Statuto sardo, cioè lo Statuto siciliano, fosse esteso così com'era alla Sardegna. I consultori sardi non accettarono questo ed è singolare esaminare alcuni degli interventi che vennero fatti nella seduta in cui venne approvato l'ordine del giorno. Sì, l'ordine del giorno, cioè si disse da parte di alcuni dei consultori che le pressanti esigenze politiche che avevano portato all'approvazione in tempi rapidissimi dello Statuto speciale per la Sicilia non sussistevano in Sardegna, e queste pressanti ragioni politiche quali erano? L'eventuale esito di tipo separatista e scientifico rispetto al settore dello Stato. E quindi si comprende anche poi quale sia stata la vicenda successiva dello Statuto sardo, che fu elaborato, il progetto fu elaborato dalla Consulta con enormi discussioni, tutta una serie di ridimensionamenti. Giunse all'Assemblea Costituente che nella commissione, sottocommissione che si occupava degli statuti, lo ridimensionò ulteriormente e fu approvato nel giro di 2 giorni senza relazione scritta, prima che fu poi portato in Assemblea Costituente e approvato così come era stato rielaborato nella sottocommissione in una sola giornata, il 31 gennaio del 48, che era l'ultimo giorno utile per l'approvazione della Costituzione italiana. Quindi sempre fanalino di coda.